Carissimi telespettatori, rieccoci insieme nel nostro spazio con l'FNP CISL e approfondiamo un tema quest'oggi sempre importanti sono i temi, però quest'oggi estremamente importante e anche delicato, quello della sanità. Sanità privatizzata, punto di domanda in Veneto. Cosa sta succedendo alla nostra sanità? C'è stata una ricerca molto interessante che è stata condotta sull'ordinazione dell'FNP CISL con dei ricercatori molto preparati di cui vi parleremo in sintesi quest'oggi per analizzare vari aspetti e poi naturalmente presentare le problematiche, i punti di forza, punti di debolezza e soprattutto le possibili soluzioni secondo il sindacato dei pensionati della CISL del Veneto. Con noi qui in studio Vanna Giantin, ben ritornata. Grazie. Segretaria generale FNP Veneto, Stefano Dalprà Caputo, ricercatore, grazie anche a lei, che si è accompagnato con il dottor Francesco Peron, collega ricercatore che non è qui presente in studio, ma avremo modo magari di averlo in seguito. Allora, segretaria, io vorrei cominciare con lei per capire che cosa vi ha spinto, vabbè che è un'istanza talmente forte, però cosa vi ha indotto a commissionare questa ricerca? Allora, abbiamo commissionato questa ricerca perché avevamo bisogno di mettere insieme tutta una serie di dati che di solito vengono presentati separatamente per capire invecchiamento della popolazione, com'è il nostro servizio sanitario nazionale nel Veneto, cosa offre, che cosa è l'invecchiamento e i bisogni dei vecchi rispetto a case di riposo, assistenza, eccetera, e poi quali possono essere le soluzioni alternative per il futuro. Questi sono i 4 temi che la ricerca ha affrontato, l'abbiamo condensata in un libricino di 120 pagine e può essere anche un valido strumento per i nostri operatori, sia per la contrattazione sociale, ma anche per la conoscenza delle tipologie che hanno nel territorio. La ricerca è regionale, però poi ha una serie di spaccati a livello territoriale che il ricercatore poi vi esemplificherà. Perché il territorio comunque ha macchie di leopardo, esatto. punto di vista. Quindi non è uguale dappertutto. In sintesi vediamo un po' i punti di questa ricerca che avete condotto. Girala. Sì, la ricerca è questa. E come diceva lei l'abbiamo realizzata io in collaborazione con un altro ricercatore per FNP Veneto e abbiamo parlato sostanzialmente di 4 macro temi. Il primo su cui siamo partiti è quello che riguarda la demografia, perché è un dato molto importante. E che cosa abbiamo rilevato? Che gli anziani, quindi chi ha più di 65 anni, sono sempre più presenti nel territorio veneto. Ecco, qua possiamo vedere anche una slide magari dalla regia che ci indica questo trend di crescita che è abbastanza rilevante. Sì, è un trend di crescita del 17,5%, quindi dal 2008 al 2018 la popolazione over 65 è cresciuta in maniera molto rilevante. Lì vediamo poi la distribuzione anche nei confronti di 0-14 anni, 15, 64, 65, over 65 e qui vediamo invece la popolazione come è cambiata nell'arco del decennio. Che cos'è che abbiamo rilevato e abbiamo fatto presente alla segretaria, alla segreteria? Che il cambiamento di questa popolazione sta avvenendo in maniera molto veloce. Quindi non solo ci sono più over 65, il 17,5, ma questo mutamento sta avvenendo in maniera molto molto veloce e quindi provocherà e provoca delle conseguenze, cioè i servizi sociosanitari dovranno aumentare perché ci saranno più persone con problemi, con difficoltà. Di per sé il dato dell'età media che sta aumentando è un valore positivo, però insomma ci deve essere programmazione da parte della regione e da chi fa appunto programmazione sociosanitaria. Quindi rendersi conto che c'è un trend in aumento, un calo demografico e un aumento delle persone anziane. Ci sono territori che hanno più popolazione anziana rispetto ad altri? Ce ne sono alcuni, quelli diciamo più piccoli, sì, solitamente sì, perché magari i giovani si spostano e quindi c'è anche un tema di attrattività poi lavorativa. Però insomma è chiaro che c'è anche un tema poi di spopolamento, certo, Belluno, Rovigo, insomma ci sono dei territori che soffrono ancora di più questo tema. Assolutamente. Ecco, un'altra cosa sempre per riguardare la ricerca in generale, la risposta dei servizi com'è? La risposta dei servizi, ecco, quello è un tema molto importante perché abbiamo detto cresce l'età media, insomma aumenta l'età media, ma per esempio aumenta anche l'età media del personale sanitario. Quindi che cosa vuol dire? Che se prima abbiamo preso qua in un'altra slide abbiamo citato come il comparto sanitario
dal 2016 al 2021 cresca in età media di 4 anni. Quindi vuol dire che se io prima mi trovavo dovevo andare all'ospedale in un'altra realtà e avevo un personale con età media di 46 anni, tutto d'un tratto, cioè in soli 5 anni l'età media del personale aumenta di 4 anni. Anche qui insomma è un tema importante, perché vuol dire che ci deve essere ricambio. Tra l'altro l'età media intorno ai 50 anni, insomma 50 non è una cosa, sì, non è un dato esaltante. No, difatti. E poi abbiamo visto per esempio come i posti letto ci siano nelle strutture residenziali più posti letto privati che pubblici, quindi anche in questo caso sui 31.942 posti sono di più quelli privati, seppur di poco, ma è un dato che abbiamo segnalato. E un altro tema secondo noi fondamentale è quello delle impegnative, cioè i posti letto sono circa 32.000, ma le impegnative quali sono? Quante sono? Ecco, qui il dato è insomma abbastanza importante, perché sui 32.000 posti letto le impegnative, cioè il contributo che dà la Regione, copre solo 24.000 circa famiglie. Che cosa vuol dire? Che le famiglie devono sborsare di tasca propria, circa 7.000 famiglie, una quota, quindi vediamo come il sistema sociosanitario abbia delle difficoltà. E poi insomma abbiamo parlato anche del tema delle impegnative di cura domiciliare, che sono in diminuzione, quindi è una situazione su cui sicuramente serve intervenire, serve programmare, perché è un fenomeno che vediamo che abbia delle lacune. Siamo sicuramente un'eccellenza rispetto ad altre regioni, magari le regioni del sud, ma non vuol dire che non ci siano problemi, anzi ne abbiamo rilevati parecchi. Poi entriamo ancora di più nello specifico. Sì. Volevo chiedere un po' alla segretaria, l'aspettativa di vita, giustamente lei dice bisogna guardare in proiezione, se adesso è per gli uomini 85,9 anni, no, anzi per le donne, mentre per gli uomini 81, sarà di 85,6 per gli uomini in futuro e 89,2 per le donne. Un'età importante. E il sindacato cosa, e questo è anche legato un po' alla fase di contrattazione che può avere, quindi il ruolo che può avere per spingere anche la regione a intervenire, cosa può fare, in proiezione, cosa sta facendo? Allora, noi già nelle precedenti nostre trasmissioni abbiamo presentato la problematica legata alle IPAB, che è praticamente il luogo dove dopo una certa età, soprattutto quando non sono autosufficienti, le persone tendono ad andare. Non abbiamo assolutamente avuto risposte dalla Regione, non abbiamo avuto la riforma che aspettavamo, quindi ancora una volta salta questa riforma. Oggi però, rispetto a quell'allungamento che la ricerca ha messo in evidenza e rispetto a come gli anziani vanno a chiudere la loro vita, bisogna porsi il problema se la casa di riposo è una struttura idonea. È la struttura più idonea possibile. Allora, possono coesistere altre situazioni? Secondo noi sì. C'è qualche realtà di, diciamo, condivisione abitativa, chiamiamola così, se usiamo i termini inglesi forse i nostri anziani non ci capiscono, qualche realtà anche molto efficiente che fa vivere gli anziani in un contesto di mini appartamenti, di appartamenti un po' più grandi per una coppia, eccetera, che però crea socializzazione, quindi condivisione anche di spazi comuni, condivisione di iniziative e secondo noi, visto che ci sono, soprattutto nelle nostre città, molte realtà vuote, non utilizzate, pensiamo agli ex ospedali, alle ex caserme, alle ex scuole, che sono strutture abbandonate, non utilizzate, forse bisogna indirizzare il futuro non tanto su nuove case di riposo private, che ormai ne sta nascendo una in ogni comune, ma su strutture che diano realtà abitative condivise dove gli anziani, finché stanno bene, finché sono attivi, possono anche svolgere qualche ruolo di scambio, di condivisione. Allora su questo bisognerà ragionare per il futuro.
È un cambiamento importante però. È un cambiamento importante che però dovrebbe dare una realtà diversa di come si vive l'invecchiamento. E qui con chi potreste interagire? Noi adesso ne ragioneremo come sindacato, perché la ricerca ha messo in evidenza qualche realtà molto positiva che andremo anche a visitare e che poi alla fine, tutto sommato, abbiamo visto che costa molto meno di una casa di riposo abitare in una situazione condivisa. Giustamente qualcuno diceva, proprio perché invecchiamo tanto non potremmo permettersi una badante a testa, quindi si tratterà di condividere una persona, si tratterà di socializzare spazi, interventi e anche banca tempo, perché l'anziano che sta bene può anche dare un po' di aiuto a chi praticamente bene non sta. Allora qui bisogna cominciare a fare un progetto che guardi al futuro. Assolutamente, una cosa diventa fondamentale, anche perché nella fase intermedia più che di sanità c'è bisogno di sociale. Esatto. Poi l'ultima fase vengono le case di riposo dove dovrà essere più sanitario l'apporto e quindi completamente diverso, quindi anche una cosa strutturata diversamente. Tornando alla vostra ricerca, sì, perché si integra benissimo con tanti aspetti che abbiamo finora analizzato anche con i vari ospiti dell'FNP CISL, c'è il problema di questo privato dilagante, quindi vediamo un po' i numeri rispetto al pubblico. Noi abbiamo... E dopo sentiamo la segretaria che dirà quali sono gli aspetti del privato che non vanno tanto bene. Assolutamente, sì, abbiamo rilevato che le imprese pubbliche e private si stanno cambiando anche in questo senso, quindi il privato avanza sempre di più, cioè se nel 2009 le imprese private che si occupavano di socio-sanitario erano 1433, nel 2019 sono diventate 2348, quindi una crescita veramente esagerata. Questo poi cosa vuol dire in realtà? Che ci sono anche assunzioni nel settore privato ed è un tema come avrete anche voi affrontato che è poi da affrontare, perché poi magari ci sono le cooperative che gestiscono oppure ci sono i massimi ribassi, cioè alla fine il discorso è: se c'è il privato, poi questo privato chi lo controlla, come realizza le proprie funzioni, e quindi qui abbiamo rilevato come insomma ci sia un cambiamento che anche in questo caso è molto forte. La cosa che ci preoccupa di più in generale a me e all'altro ricercatore, come tutti questi cambiamenti stiano avvenendo in maniera velocissima. Cioè non c'era da aspettarselo secondo il trend che si era realizzato finora? Lo possiamo, sicuramente lo vediamo, no? Perché se giriamo gli ospedali, se giriamo le varie case di cura private, lo vediamo. Però la cosa che ci ha insomma un po' spinto anche all'allarme è come sia veloce questo cambiamento. Veloce a fronte di interventi o non interventi da parte di qualche istituzione preposta, secondo voi? Mancano secondo noi gli interventi necessari della Regione. Quindi non divengono al pettine uno dopo l'altro, esatto, perché non si è fatto finora. Perché la Regione, chiaramente, almeno la Regione Veneto, non facendo la riforma delle IPAB e quindi non impostando il cambiamento in una struttura complessiva, ha di fatto appaltato a case di riposo private la gestione degli anziani. Controlli non ce ne sono, tant'è vero che 2 o 3 settimane fa in provincia di Verona la Guardia di Finanza ha scoperto una casa di riposo, che tra l'altro è una cooperativa che ne gestisce parecchi in Italia, con 240 persone irregolari, di cui 7 addirittura in nero, che assistevano i nostri anziani. Allora è chiaro che dare concessioni senza controlli, magari con gli appalti al massimo ribasso, certo, portano a questo risultato. E siccome noi siamo convinti che invece gli anziani, anche quando diventano non autosufficienti, devono vivere i loro ultimi anni con dignità e quindi con assistenza, faremo fino in fondo la lotta a questi sistemi. Assolutamente. Dignità è data anche purtroppo, bisogna fare i calcoli anche economici dalle pensioni, quindi del tipo di pensioni. Siete andati ad analizzare anche questo aspetto? Sì, abbiamo analizzato anche questo aspetto ed è emerso come il 57,7% dei veneti prende una pensione lorda sotto i 1.500 euro. Tra l'altro un dato... Ricordiamo sempre lo stabilimento lordo, sì, che è una roba che dà un fastidio, vabbè. Sì, no, appunto, poi ci sono tutte le detrazioni, i costi. Sì. Quindi
è un dato che ci ha colpito molto e vediamo anche la distribuzione nel territorio. Un altro dato che ci ha colpito molto e che aggiungerei in questo passaggio sui pensionati è che le pensioni più basse sono sostanzialmente soprattutto il sesso femminile, cioè l'80% del totale delle pensioni tra i 500 e i 750 euro sono donne. Nonostante si calcola cioè percepito femminile oppure la reversibilità oppure solo quello in questo caso è percepito. Sì. Però per esempio abbiamo rilevato il fenomeno, poi si vede anche nel crescendo delle pensioni, perché, cioè, di quanto prendono i pensionati, ovvero chi prende sopra i 3.000 euro lordi, uomini 80%, donne 20%. Quindi è un dato che sicuramente è interessante e che va aggiunto a quanto diceva prima la segretaria Giantin, perché serve rispondere in maniera diversa anche a dei bisogni, cioè ci sono persone sufficienti, autosufficienti, che al posto di rimanere in casa da sole, e anche lì ci sono dei dati che abbiamo affrontato nella ricerca, cioè moltissime persone abitano in una casa da sole, il 27,7%. Con costi enormi, costi enormi, perché sì, magari sono strutture vecchie, sono case vecchie, potrebbero andare ad abitare in maniera condivisa, non diciamo nello stanzino condiviso, non si vuole intendere quello, però condividere i servizi, condividere avere il riscaldamento, bisogni. quindi, perché tanti non hanno neanche il riscaldamento, hanno la stufetta pellet, la stanza fredda, per tutti i tipi di risparmio, quindi questo. Però qua, avevo detto anche in passato, è un fattore culturale, segretaria, è un fattore culturale di non poco conto, perché è anche nella mentalità stessa dell'anziano dire sto a casa mia, non mi muovo, cioè poi certi anziani... Sì, questo è vero che la cultura che noi abbiamo, soprattutto in Veneto, è della casa in proprietà, e negli anziani magari è la casa che hanno costruito dove hanno fatto crescere i figli, e quindi distaccarsi diventa molto molto difficile. Però è anche vero che quando cominciano determinate diciamo così, difficoltà, dalle bollette da pagare, dal riscaldamento, dalla luce, dal telefono, eccetera. Ristrutturazioni. Anche gli anziani, le tasse, anche gli anziani cominciano ad avere qualche problema. Allora è vero, bisogna far crescere un dato culturale. E quindi è un compito anche vostro. Ecco, però il problema è questo, che se noi agli anziani gli andiamo a proporre una stanza magari con 2 letti in una casa di riposo, è un discorso. Se andiamo a proporgli un mini appartamento in un contesto dove magari hanno dei vicini che possono dargli una mano, con cui possono scambiare una parola, eccetera, e hanno dei servizi in comune, probabilmente anche gli anziani fanno un ragionamento diverso. Sicuramente bisogna farlo crescere culturalmente, ma io sono convinta che la strada da battere è questa. Poi c'è l'altro problema. Le pensioni delle donne sono basse per 2 motivi. Primo, perché la generazione che sta prendendo la pensione adesso, la stragrande maggioranza delle donne ha smesso di lavorare quando sono nati i figli, e quindi hanno versato il minimo contributivo per avere una pensione, quando va bene integrata al minimo, ma non sempre. Poi hanno la reversibilità, che essendo il 60% della pensione del marito, se il marito aveva una pensione giudicata a quei tempi buona, 1.200 euro, per la moglie diventano 800 euro, 750 euro. Quindi è chiaro che la patologia femminile delle pensioni è fatta di pensioni con poca contribuzione, perché si è interrotto il rapporto di lavoro per far crescere i figli, o reversibilità che danno il 60% di quanto doveva percepire il marito. Quindi è per questo che poi è vero che si dice le donne si arrangiano di più. Sì, le donne si arrangiano di più finché praticamente stanno bene e finché non hanno grosse parcelle da pagare, chiamiamole così. Assolutamente. Un ultimo aspetto che mi sembra interessante, le impegnative di cura domiciliare, perché abbiamo parlato di strutture, eccetera, però chi invece sta a casa ha diritto a delle possibilità di essere di assistenza e di cura, eccetera. Qui che dati abbiamo? Qui abbiamo dei dati in diminuzione nel corso degli anni, dal 2017 ad oggi, quindi il dato è aggiornato al 2019. Secondo la rilevazione che abbiamo fatto, sono tutti dati integrati, poi Regione Veneto, Istat. Siamo passati da 25.176 a 22.610. E un'altra tipologia di impegnative, perché sono diverse, sono passate invece da 4.849 a
893, quindi aumenta il privato, aumentano i problemi e la regione poi magari fa fatica anche a rispondere a quelle che sono le esigenze, però sono esigenze che ci sono e sono in aumento, perché se aumentano le persone anziane per forza anche le impegnative nel corso del prossimo decennio aumenteranno. Voi avete fatto una divisione, qua vediamo anche nella slide, basso bisogno assistenziale e demenza. Sì. Sono due esempi che abbiamo citato perché la demenza è un altro problema grossissimo, Alzheimer e sue derivazioni. No? Assolutamente, le impegnative sono diverse, dipende dalla tipologia. In questo caso abbiamo citato questi due dati perché ci sembravano insomma anche quelli più interessanti su due bisogni veramente importanti per i cittadini veneti. Insomma c'è un calo delle impegnative, è un dato che va segnalato. Calo delle impegnative è un altro problema questo qua? È un altro problema, però quello diciamo di assistenza familiare a domicilio spesso è legato anche all'intervento dei comuni, perché sono i comuni che sostanzialmente determinano il bisogno e anche poi che tipo di intervento. Diversamente invece è l'impegnativa di tipo sanitario che passa attraverso i distretti e che praticamente deve avere anche un riconoscimento della patologia e dello stadio della patologia. Anche lì dicono che sia molto complesso, molto difficile ottenerlo, c'è una procedura, cioè, la cosa che reputo è veramente assurda è che se parliamo anche in proiezione di anziani che magari si trovano anche da soli, magari possono permettersi la badante, ma sono da soli strutturalmente perché i figli sono in Germania anziché a Milano a lavorare, insomma come potrebbe, o non hanno figli, perché c'è anche questo aspetto qua. Come fa un anziano a districarsi quando ha bisogno di questa cosa qui nei meandri necessari per ottenere questo tipo di questa dichiarazione che lo autorizza ad avere un'assistenza? Potrebbe essere una cosa automatica, invece è un procedura micidiale. Diciamo che lì dovrebbero intervenire gli assistenti sociali dei comuni, che sono quelle che dovrebbero guidare tutto il percorso per ottenere eccetera. Purtroppo spesso non è così. Ci sono le associazioni di volontariato che spesso danno una mano perché magari hanno già fatto esperienza eccetera, però è chiaro che l'anziano che vive da solo sicuramente ha più difficoltà di quello che attorno magari ha amici, parenti o familiari, perché chiaramente c'è poi anche, basta pensare all'anziano che deve fare una visita medica per ottenere l'assegno di accompagnamento. Infatti, esatto. Cioè, questa è la realtà più eclatante, deve andare a fare la visita presso l'USL, con i tempi, con gli orari che mette l'USL e ovviamente se non ha nessuno il problema è o trova qualcuno che lo accompagna e spesso sono le associazioni di volontariato che nel territorio ci sono, o non è che il comune gli manda a casa il taxi che lo porta a fare la visita. Pagarsi un taxi da noi è una cosa improba, quindi è veramente una situazione allucinante. Il sindacato dei pensionati può dare una mano, può dare un supporto? Noi abbiamo l'Anteas, che è la nostra associazione di volontariato che è presente in tutte le province e che quindi di fronte a queste situazioni, se viene richiesta, interviene. Quindi c'è questa possibilità, quindi no, è bene dirlo perché poi magari tanti che ci seguono chiedono ma concretamente che cosa si può fare. Tirando le fila, manca un minuto dalla chiusura di tutta questa ricerca che è bella poderosa, cosa potete estrapolarne? Beh, estrapoliamo che innanzitutto la fotografia della Regione Veneto e di chi abita nel Veneto è una fotografia che negli anni è andata peggiorando. Bisogna intervenire chiaramente in tanti settori, però in questo sociosanitario bisogna intervenire presto, perché o si fanno delle politiche nuove, anche diverse, ci si prova anche a sforzare l'idea di fare per le persone anziane delle case in cui possono condividere servizi, è un'idea nuova. Ecco, se si fa e se si prova a fare un tipo di intervento così probabilmente si riuscirà a migliorare la situazione, se no la fotografia che faremo tra 10 anni, magari di nuovo con FNP, sarà ancora peggiore di quella attuale. Voi quindi? Noi quindi andiamo avanti, la ricerca l'abbiamo pensata proprio per capire come agire in futuro. E portarvi con dati tecnici. Esatto, per avere i dati di conoscenza, perché spesso si parlava senza sapere quali erano le realtà vere, ma adesso che le abbiamo verificate vogliamo continuare e soprattutto vogliamo tentare di dare risposte diverse da quelle che sono state date fino adesso. Ci sono prospettive secondo lei? Ci proveremo.
avete manifestazioni, agirete a livello unitario? Allora, noi abbiamo appena fatto la manifestazione del 16 e a livello nazionale adesso sono previsti una serie di presidi al Parlamento durante la discussione della finanziaria. Perché ovviamente noi sosteniamo la legge sulla non autosufficienza debitamente finanziata nazionale, la difesa della sanità pubblica, che sono le due cose essenziali, oltre ovviamente alla difesa del potere d'acquisto delle pensioni. Fondamentali. Grazie segretaria, grazie a lei dottore, grazie a voi del vostro intervento di approfondimento. La puntata poi naturalmente potete anche trovarla sul web e noi ci rivediamo la prossima volta sempre supportati dai nostri amici dell'FNP CISL, pensionati del Veneto. Grazie ancora, buon proseguimento.